Io, io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva e quindi, ehm, non so, mi faceva arrabbiare che non volesse. Volevo che il nostro, non so, tra virgolette, il nostro destino fosse lo stesso per entrambi. Filippo Turetta non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Venezia nelle motivazioni della condanna all'ergastolo pronunciata il 3 dicembre scorso. A motivare la sentenza l'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna. Con Filippo Giulia non voleva più stare, aveva voltato pagina e portava avanti la sua vita. La laurea era ormai prossima. Il sabato precedente, l'11 novembre 2023, il piano di Turetta, premeditato, ha brutalmente interrotto quel percorso. Ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Ma le ammissioni di Turetta per i giudici che lo hanno condannato all'ergastolo sono state insufficienti. Il 23enne di Torreglia si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti e anzi in più fasi ha apertamente mentito per nascondere gravi circostanze a suo carico, come emerge dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere tra lui e i genitori. Di contro, i magistrati spiegano perché non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà. La dinamica dell'omicidio di Giulia non permette di desumere con certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio che Filippo Turetta volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive. Il numero di coltellate, 75, non è sufficiente a provarlo. Non sarebbe stato un modo per infierire crudelmente o far scempio della vittima, ma conseguenza della inesperienza e della inabilità di Turetta, che a processo raccontava così quegli istanti. Io ricordo che avevo, sì, i- il coltello in mano, a un certo punto avevo solo il manico, quindi non so, in qualche modo deve essersi rotto, forse l'ho colpita, forse ho colpito il pavimento. Turetta ha colpito alla cieca fino a quando ha capito che Giulia era morta, un'aggressione durata complessivamente 20 minuti, lasso di tempo durante il quale Giulia ha avuto la possibilità di percepire l'imminente morte. Ma del fatto che la prolungata agonia sia stata voluta da Turetta per far soffrire ulteriormente la ragazza, per i giudici non c'è prova. Un delitto dopo il quale il ragazzo ha tuttavia mantenuto lucidità e razionalità, dimostrata dalla chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento. Infine l'aggravante dello stalking, esclusa perché gli atti persecutori ebbero una cornice temporale circoscritta e non ingenerarono nella studentessa di Vigonovo uno stato di ansia, di paura per la sua incolumità.